ritrovati al nuovo appuntamento con le pillole del diritto della Scuola del Popolo. Oggi parleremo di alcune problematiche riguardanti il condominio, in particolare i rumori molesti. Preliminarmente occorre sapere che per la nascita di un condominio non è necessario un formale atto di costituzione né il rilascio del certificato di abitabilità. L'essenziale è che sia avvenuta la costruzione di un edificio e che i piani o le porzioni di piano di questo appartengano a distinti proprietari o che anche distinti immobili abbiano in comune qualcosa come un cortile, la tubatura che allaccia gli scarichi della fogna comunale, un portiere, eccetera. Una volta formato il condominio diventa obbligatorio applicare le norme del Codice Civile relative a tale materia, anche se i proprietari non avevano intenzione di realizzare un condominio. Si precisa che l'articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che la nomina dell'amministratore è obbligatoria solo se il condominio ha più di 8 condomini. Anche il regolamento di condominio non è sempre necessario. Il Codice Civile all'articolo 1138 tuttavia stabilisce che il regolamento è obbligatorio solo se ci sono più di 10 condomini. Come abbiamo già detto, una delle problematiche del condominio sono i rumori molesti. Tra gli esempi più comuni troviamo TV e radio ad alto volume acceso a lungo, l'inquilina del piano di sopra che utilizza attacchi anche nelle ore notturne, pianto dei bambini, cani che abbaiano ripetutamente, utilizzo di martelli pneumatici o altri strumenti rumorosi. Normalmente il regolamento condominiale può stabilire le ore destinate alla quiete o al riposo. Ovviamente ogni condominio sceglie in modo autonomo questi orari che possono variare in base alle stagioni o alle esigenze degli abitanti. Il regolamento condominiale non deve per forza prevedere gli orari destinati al riposo. Se il condominio tace, egli quindi fa riferimento alla legge, con la conseguenza che non troverai nessuna indicazione precisa se non quella che il rumore non deve superare una soglia della normale tollerante. Da un punto di vista strettamente legale, per determinare il concetto di rumore molesto, dobbiamo affidarci alle disposizioni di due articoli ben precisi. Il codice penale, all'articolo 659, comma prima, stabilisce chiunque rechi disturbo al riposo altrui e alle occupazioni del condominio, abusando degli strumenti sonori, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, eccetera, e può essere condannato anche a 3 mesi di arresto. A questa norma dobbiamo affiancare l'articolo 844 del Codice Civile, il quale afferma che ogni cittadino deve impedire che dal proprio fondo, terreno e proprietà siano emessi rumori, fumo e calore, qualora superino la normale soglia di tollerabilità. Come quindi tutelarsi dai rumori molesti? Se il tuo regolamento condominiale parla chiaro, non ci sono problemi. Puoi rivolgerti all'amministratore, il quale potrà chiedere verbalmente o tramite raccomandata la cessazione del rumore molesto. È una soluzione semplice e a portata di mano, ma non sempre arriva a buon fine. Quindi se il regolamento condominiale tace oppure la diffida dell'amministratore cade nel nulla, puoi fare ricorso ad un'azione legale. Si precisa che l'amministratore di un condominio non è competente per le liti tra condomini. L'amministratore prende posizione solo se viene violato il regolamento. Nel regolamento di condominio ci deve essere un'apposita clausola che vieta determinate attività o il rumore entro particolari orari della giornata. In questo caso, se autorizzato dall'assemblea, l'amministratore può comminare una sanzione pecuniaria. Se non si sortisce però alcun effetto, l'unica tutela è, ripetiamo, una causa civile. Si dovrà contattare un avvocato che avvii un giudizio in tribunale. Relativamente ai rumori molesti, è fondamentale comprendere che spetta all'interessato provare i rumori molesti del proprio vicino. Non basta portare le testimonianze di altri condomini, ma devi fornire un risultato con la perizia fonometrica e in caso di contestazione si può chiedere che venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che effettui tale perizia. Grazie a questo intervento potrà essere stabilito con certezza se il rumore può quantificarsi o qualificarsi come molesto perché supera la normale soglia di tollerabilità. Il giudice, prima di decidere, dovrà tenere in considerazione 3 aspetti ben definiti come collocazione dell'appartamento, l'orario, la persistenza del rumore.
Un esempio su tutti: se il vicino suona la batteria per mezz'ora, il rumore può essere tollerabile; se lo fa per 5 ore, di seguito è massacrante e supera la normale tollerabilità. Se il magistrato riconosce l'illecito civile, condanna il tuo vicino per rumori molesti ed emana un'ordinanza attraverso la quale ordina l'immediata cessazione delle molestie acustiche. Può obbligare il colpevole a insonorizzare anche l'appartamento. Attraverso un ricorso d'urgenza può stabilire in via equitativa un risarcimento a favore della parte lesa. L'ammontare è a totale discrezione del Tribunale. Il giudice può stabilire anche un risarcimento in base all'articolo 2043 del Codice Civile qualora si riesca a dimostrare che la persona interessata ha riportato un danno effettivo a causa del comportamento del proprio vicino. Per oggi abbiamo terminato. Buona giornata, alla prossima volta.